Deve essere chiaro che va condannato chi compie atti vandalici sul patrimonio comunale. Il sindaco furioso. Qualcuno si è divertito a vandalizzare i fiori messi lungo i ponti. Un'operazione di arredo urbano che noi di Rete Veneta avevamo sostenuto, tanto da riproporre anche lo stemma floreale di Vicenza a Campomarzo. Purtroppo però a Ponte degli Angeli qualcuno lunedì notte si era divertito a strappare i fiori dai vasi e a gettarli sulle rive del Bacchiglione, un gesto che ha giustamente indignato i vicentini. Per cui oggi siamo andati sul luogo del misfatto e abbiamo dato appuntamento al consigliere regionale Gio Formaggio, che ha preso un impegno solenne. Annunciamo che ripianteremo tutti i fiori e facciamo ritornare bello questo ponte che è un po' il simbolo di Vicenza, e mi dispiace che ci siano ancora in giro persone che fanno i vandali in una città bellissima come questa che ha bisogno di tutto fuorché di vandalismo. E allora chiamiamo subito il fioraio? Pronto? Ciao! Pronto? Gio Formaggio, ciao, ciao, ciao. Siamo a posto per domani con i fiori? Tutto a posto? Tutto a posto. Cosa hai preso? Allora c'è i colori bianco e rosso. Bene. I colori della città di Vicenza? Colori della città di Bianco Vicenza? e rosso c'è la di Contra e poi c'è la di Plevemia bianca e c'è la di Plevemia rossa. Benissimo. Bianco e rosso. Quindi Benissimo. ripristiniamo com'era il ponte con i colori del Vicenza. Un simbolo Grazie per la mille, città ciao. di Vicenza. Si riparte dal bianco e dal rosso per sconfiggere il vandalismo. Ringrazio Gio Formaggio, portiamo subito questa notizia al sindaco di Vicenza. Grazie. Grazie Gio Formaggio. Apprendo con soddisfazione questa bella notizia da Rete Veneta. Chiaramente quel gesto vandalico nei fiori è un gesto simbolico negativo nei confronti della città che stavamo con amore cercando anche di sistemare e abbellire. Chiaramente è un gesto che apprezziamo molto, ringraziamo naturalmente Rete Veneto per l'informazione e soprattutto l'intervento del consigliere Gio Formaggio per l'aiuto che ci ha dato. I fiori coi colori della città, un gesto simbolico contro il vandalismo. Ma per vedere questa promessa mantenuta e il Ponte degli Angeli nuovamente in fiore, dobbiamo aspettare domani. Quindi la questione non finisce qui, ma continua.